Ci troviamo nel cantiere dello Sliding Center, quindi della pista comunemente detta di bob, ma è la pista bob Scheletro Slittino, quella che era la pista Eugenio Monti, che è stata smantellata, perché ricordiamo qui c'era una pista, e oggi siamo già in presenza della nuova pista che tra qualche mese sarà anche testata direttamente dagli sportivi. Il presidente del Veneto Luca Zaia in sopralluogo al cantiere della tanto dibattuta pista da bob in costruzione a Cortina, che sarà pronta, garantisce il governatore, per l'appuntamento con i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Insieme a Zaia, l'Olympic Games Executive Director Christophe Duby, il presidente del CONI della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, l'amministratore delegato della società Infrastrutture, la Simico Fabio Saldini e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà la pista più iconica del mondo, non c'è uno sportivo nel mondo che faccia bob, skeleton o slittino che non pensi di venire qui a testare questa pista, tanto è vero che si stanno già preannunciando molti eventi, e dall'altro voglio anche ricordare che è la pista progettata anche per il parabob. Quando il parabob, ovvero il bob paralimpico, diventerà disciplina delle Olimpiadi, questa è una pista che sarà in grado di accogliere anche il parabob. Una preomologazione è fissata per il 24 marzo, al lavoro nel cantiere della pista da 1650 metri di lunghezza, 180 persone. Ognuno di voi, ha detto Zaia rivolgendosi proprio alle maestranze, sta contribuendo a un sogno che si sta trasformando in realtà. Di certo questo, come le decine di altri cantieri nel comprensorio, sta ridisegnando il volto di Cortina. Cortina sostanzialmente conosce questo nuovo rinascimento. Quando mi parlavano di Cortina, dell'Olmiti, mi dicevano che c'era il problema della mancanza di appeal, che nessuno investiva più. Ecco, ho avuto questo pensiero, questa intuizione di candidare Cortina alle Olimpiadi. Il risultato sono grandi investimenti, almeno 1.800 milioni di euro di investimenti che altrimenti non avremmo potuto fare, non solo sulle opere olimpiche ma anche sulla viabilità, e dall'altro anche l'attrazione degli investimenti, visto e considerato che sotto gli occhi di tutti Cortina sta veramente vivendo un nuovo rinascimento.